Buona giornata, bentrovate e bentrovati insieme a questa nostra prima edizione, insieme fino alle 13:30, come sempre con tutte le notizie dal territorio, dalla regione, la cronaca come sempre in primo piano, tanti gli aggiornamenti, avremo anche un momento che vivremo di partenza della tappa del Giro d'Italia con il nostro Federico Fusetti che si trova a Piazzola sul Brenta, ma apriamo questa nostra prima edizione con un evento importante questa mattina intorno alle 10. Il funerale di Anna Chiti, la ragazza 17enne che è morta cadendo dal catamarano al suo primissimo giorno di lavoro. Tante le persone che sono accorse per l'ultimo saluto e lì per noi c'erano la nostra Ilaria Marchiori e Nicoletta Rizzetto. Le esequie sono terminate ma siamo in grado di raccontarvi lo sviluppo della mattinata. Ilaria, buongiorno. Sì, buongiorno allo studio, buongiorno ai nostri telespettatori. Ci troviamo qui di fronte alla chiesa di Malcontenta dove è terminato da poco il funerale di Anna Chiti, come avevi già anticipato, la 17enne che ha perso la vita cadendo dal catamarano, poi morendo annegata in acqua 10 giorni fa. La chiesa ma anche il piazzale antistante erano gremiti di persone, oltre 1000 persone hanno preso parte al funerale qui oggi nella chiesa di Malcontenta, ma soprattutto c'erano tantissimi ragazzi, tantissimi giovani, ragazze, ragazze, amici, compagni di scuola, amici d'infanzia, anche a partire proprio dalla scuola materna, amici di lunga data di Anna e anche della sua famiglia. Sulla bara bianca sono state posizionate delle rose blu e poi una volta uscita c'erano anche dei girasoli che sono stati posizionati proprio mentre la bara usciva. Prima che entrasse c'era una canzone di Irama, Ovunque sarai, questa si sentiva proprio accompagnare l'ingresso di Anna all'interno della chiesa. Dicevamo tantissime persone, molte anche le istituzioni che hanno preso parte a questa cerimonia funebre che è iniziata poco prima delle 10 con la lettura di molte lettere da parte di amici e poi anche da parte ovviamente dei familiari, il papà che sentiremo tra poco e poi la mamma e soprattutto la sorella Giulia. Ma dicevamo presenti anche molte istituzioni, il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, presidente della municipalità di Marghera che conosce la famiglia, Marolo, poi anche l'assessore del comune di Venezia Costa Longa e il presidente del porto Fulviolino Di Blasio. Erano tantissimi infatti i portuali, una rappresentanza del porto presente qui oggi. Una particolarità è che gli uomini dell'Associazione Nazionale dei Marinai d'Italia hanno accolto proprio il feretro di Anna con il fischietto del Nostromo che si riserva solamente alle autorità di Stato e ai marinai che hanno perso la vita proprio in segno di lutto, e anche qui oggi per Anna hanno voluto renderle omaggio, renderle onore proprio con questo fischio. All'uscita c'erano tantissimi palloncini bianchi e azzurri che poi sono volati in cielo sulla bara prima che si recasse al cimitero. Le lacrime del papà Umberto, della mamma Ludmilla e della sorella Giulia che non riuscivano a staccarsi, a lasciare andare la loro Anna. E allora sentiamo proprio quali sono state le parole del papà Umberto qui durante la cerimonia funebre, e io da Malcontenta restituisco la linea allo studio. Un giorno mia figlia Anna mi disse: sai papà, sei il mio supereroe, senza mantello, ma con il superpotere di essere mio papà, più forte del mondo. Ma adesso che il mio angelo non c'è più, quel supereroe è stato sconfitto dal dolore amici. Ma sono convinto che il tuo papà un giorno ritornerà da te, più forte di un supereroe, per stare insieme per tutta l'eternità.
Così dunque da malcontento lo avete sentito il papà di Anna Chiti, che ha detto: ero sempre stato e sono sempre stato il tuo supereroe, il dolore oggi mi ha sconfitto. Torneremo ovviamente a ricordare quanto accaduto durante la mattinata per le esequie di Anna Chiti anche nei telegiornali della sera. E noi voltiamo pagina, come succede molto spesso, passiamo dalla cronaca alla politica. Domenica e lunedì sono state infatti giornate elettorali per le amministrative dei comuni sostanzialmente caduti o commissariati e che non sono rientrati nelle votazioni slittate poi al prossimo anno come voluto dal governo. Con l'aiuto di Francesco Cerone vediamo in presa diretta le tabelle delle votazioni e di quanto appunto è emerso. Allora, siamo a Santa Maria di Sala, 9 comuni al voto in Veneto, lo ricordiamo, ha vinto Alessandro Arpi, 52,18%, uno stacco netto su invece Natascia Ronchi e Massimo Iovine. Andiamo poi a Eraclea, un comune molto attenzionato perché sappiamo bene quando era accaduto per mafia e poi era stato appunto sfiduciato la sindaca Nadia Zanchin, che si riprende la rivincita con un 37,24%, uno stacco da Flavio Perin non indifferente di 30 punti, l'ultimo arrivato una lista civica al 7,52%. Siamo a Porto Viro nel Rodigino, ora vediamo a vincere Mario Mantovan, 38,63%, qualche voto di stacco, 3 voti si trattano che in percentuali si raccolgono, come vedete, in un 38,63, un 38,52% per centro contro Stefano Permunian e è stato chiesto il riconteggio infatti perché uno stacco troppo piccolo. Andiamo a Ospedaletto Euganeo nel Padovano, ora grazie Francesco Ceron abbiamo la vincita di Fabio Vigato, 41,35% per il comune padovano. Borso del Grappa ora nel Trevigiano. Lo vediamo subito con le grafiche che ci aiutano anche a raccogliere appunto le differenze percentuali. Siamo a Borso del Grappa, Fiorella Ravagnolo 54,26% e è stata una sua uscita, lo sentiremo poi grazie anche ai colleghi del Bassanese. Lei ha detto: chiamatemi Fiorella e non sindaca. Andiamo a San Nicolò in Comelico e poi Sospirolo, siamo nel Bellunese. Eccolo qui, Davide De Rigo Cromano, il 100% dei voti, a quanto pare unico candidato per il comune bellunese. Sospirolo ora, eccoci qua. A Sospirolo anche qui un'unica candidata, Livia Cadore, 100% dei voti, quindi vediamo anche la difficoltà delle elezioni nei comuni del Bellunesi, sempre meno i candidati. Era diventato un caso anche quello di San Pietro di Cadore. Siamo nel Veronese ora, Bevilacqua e Castagnaro, vediamo i risultati. Eccoci qua, Marco Grazia 52,40%, uno stacco non tanto largo con Maurizio Argenton 47,60%. Andiamo ora come ultimo comune a Castagnaro e vediamo i risultati in grafica. Jonathan Modenese 29,95%, vedete soprattutto quanto le liste di questi comuni siano prettamente liste civiche che si appoggiano ai partiti e non viceversa. È un fatto che sta tenendo banco anche e soprattutto nei quotidiani nazionali di questa mattina, il fatto che il centro-sinistra sia andato in tutta Italia molto bene, però questo non deve far cantar vittoria. Da una parte Alice Schlein, segretaria del PD, che dice sì, il centro-sinistra allargato può essere una buona soluzione, c'è chi invece sostiene il fatto che alle comunali e alle amministrative sia molto più facile
creare delle alleanze con un campo largo, così si suol dire, di centro-sinistra che coinvolga anche il Movimento 5 Stelle, che non nella politica invece italiana e nazionale. Perché? Perché nel locale non si parla di tutti quei temi divisivi che di fatto caratterizzano i partiti, dalle armi, dall'invio delle armi, dai fondi destinati alle guerre, alla politica estera in generale. Vedremo il dibattito che ci sarà insomma in questi giorni e se arriverà poi anche nel locale. Noi lasciamo per un momento la politica, la riprenderemo con i servizi dei nostri colleghi, proprio andando a vedere i vincitori e a conoscere i vincitori nei vari comuni del Veneto. Andiamo con una notizia sostanzialmente di servizio. Siamo a Ponte di Piave, tra Ponte di Piave e San Biagio in realtà, perché questa mattina intorno alle 9 sono arrivati i sommozzatori, vigili del fuoco, ed è partito pure l'elicottero dopo l'allarme lanciato da un passante che aveva visto un uomo nel Piave. L'episodio appunto è avvenuto intorno alle 9 del mattino di oggi tra San Biagio e Ponte di Piave. Un automobilista di passaggio ha allertato i soccorritori pensando che l'uomo si stesse gettando nel fiume. I soccorritori sono intervenuti immediatamente, ma si è trattato di un falso allarme. Quello che ha visto la signora era semplicemente un pescatore che stava guardando il fiume. Questo ha causato importantissimi rallentamenti al traffico lungo la Postumia, soprattutto all'altezza del ponte, causando così un ingorgo proprio nella città di Ponte di Piave. A chiamare appunto era stata una automobilista e si è mobilitato un piccolo esercito di mezzi di soccorso. I primi operatori giunti sul lago Lena hanno scoperto che appunto la persona in difficoltà era semplicemente un pescatore che munito di stivaloni stava attraversando il Piave. Anche lui ovviamente è rimasto sorpreso dal fuori programma. Poi il traffico lungo la Postumia ha subito altri rallentamenti, perché poco dopo questa segnalazione, l'arrivo di questi delle camionette dei vigili del fuoco e i sommozzatori, si è verificato un tamponamento che ha ulteriormente aggravato la situazione del traffico sul ponte, causando delle code che sono durate a lungo, però tutto è tornato alla normalità intorno alle 10 del mattino. E continuiamo a parlare di strade e di incidenti, purtroppo. Furgone fuori strada, siamo a Ormelle, 5 i feriti, uno dei quali grave. È il drammatico incidente che si è verificato l'altro ieri a Ormelle. I 5 viaggiavano tutte a bordo dello stesso furgone che, per cause da accertare, appunto è finito fuori strada rovesciandosi nel fossato. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, il SUEM 118 con elicottero e ambulanza. I feriti, 3 di origine indiana e 2 del Bangladesh, sono stati estratti dal personale sanitario e trasferiti al pronto soccorso dell'ospedale di Oderzo in ambulanza. Uno di loro versa in condizioni più gravi ed è stato elitrasportato al Cafoncello di Treviso per le cure del caso. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per verificare le cause dell'incidente. Noi ora passiamo alla cronaca dal Padovano, perché era stato accusato di sequestro e violenza sessuale. Si parla di un uomo, ma il GIP l'aveva scarcerato. Ora il Tribunale del riesame conferma la decisione. Ripercorriamo questa storia. Il Tribunale del riesame ha respinto il ricorso presentato dalla Procura di Padova. In pratica, cioè, confermato la scelta del giudice per le indagini preliminari che aveva scarcerato il kosovaro di 36 anni, arrestato il 14 aprile con l'accusa di aver sequestrato e violentato una connazionale 37enne a Padova. In sostanza, per i giudici ci sarebbero troppi dubbi nel racconto della donna, in particolare sul rapporto di conoscenza tra i due, che sarebbero stati ripresi dalle telecamere di un bar il giorno precedente. Le indagini intanto proseguono, saranno esaminate le chat telefoniche tra i due e una consulenza dovrà stabilire l'attendibilità della donna. Nel frattempo l'albanese è stato espulso e rimpatriato in attesa dell'esito della vicenda processuale. E ci sono delle novità, lo stiamo scoprendo giorno per giorno sull'omicidio di Liliana Resinovic. Questa mattina la troupe di nostri colleghi ieri mattina, scusate, la nostra troupe dei colleghi di Trieste hanno intercettato il marito Sebastiano Visintin. Sentiamo. Iozzi descrive l'omicidio come se l'avessi commesso tu. Di questo non ne voglio parlare perché ci sono gli avvocati che sono
preposti a queste cose. Però la descrizione del PM è molto molto precisa di quello che sarebbe successo in quel boschetto. Ecco, questo spetta ai miei avvocati. Sebastiano Visintin torna a parlare ai microfoni della nostra emittente e risponde così all'accusa formulata dal pubblico ministero Ilaria Iozzi, secondo la quale l'uomo avrebbe prima aggredito e poi ucciso la moglie Liliana Resinovic la mattina del 14 dicembre 2021 nel boschetto dell'ex OPP di San Giovanni. Una descrizione molto dettagliata, quella formulata nella richiesta di incidente probatorio e depositata al GIP Flavia Mangiante. Secondo quanto scritto sul documento, Sebastiano avrebbe aggredito Liliana dentro il bosco, in prossimità di via Vai, all'altezza del civico 21. Ancora dalla richiesta del PM, dopo afferramenti, percosse, compressioni, urti e graffi, tutti indirizzati in diverse sedi del capo, alla mano destra, al torace, agli arti, ne cagionava la morte, avvenuta mediante soffocazione esterna diretta, quale conseguenza di afferramento e compressione del volto della vittima. Io non ho niente a che fare con la morte di Liliana, assolutamente. E sono felice di essere qua a Trieste, ho trovato una città meravigliosa, sono venuto qua nel 95. Omicidio o suicidio secondo te, Sebastiano? No, questo non spetta a me dare queste risposte, assolutamente. Ci sono i consulenti, ci sono i miei avvocati. Al vaglio degli inquirenti ora proprio i movimenti di Sebastiano Visintin. Quella mattina del 14 dicembre Liliana, dopo la telefonata con Claudio Osterpin, è uscita di casa senza cellulare e senza chiavi, è scesa per via Damiano Chiesa camminando velocemente, ripresa dalle telecamere della scuola di polizia mentre reggeva i sacchi della spazzatura. Poi da Piazzale Gioberti il buio totale. Io sto vivendo un dramma da 3 anni e mezzo. Sto vivendo un dramma che non auguro a nessuno. Però, come dicevo Liliana, la vita è bella. Una lunga chiacchierata quella di stamattina con Sebastiano Visintin, che ha rimarcato di essere tranquillo e di non temere per il futuro. Voi fate il vostro mestiere e dietro di voi che pulsa tutto il resto, capisci? Voi siete le mani che vanno sul personaggio. Oggi sono io. È stato già condannato? No, assolutamente. Io guarda, vivo la giornata, assolutamente. Non penso a ieri, non penso a domani. Non temi un eventuale processo? Beh, se ci sarà il processo io sono qua, sono a disposizione, per carità. Insomma, così Visintin, avremo modo di ritornare anche su questa storia. Siamo ancora alla cronaca, ci spostiamo nel Trevigiano con il nostro Lucio Zanato, che vedo in compagnia del comandante della Polizia Locale di Conegliano, perché in tutto il Coneglianese si stanno verificando dei furti anomali nei cimiteri, si sta rubando tutto il bronzo possibile ed asportabile. Lucio, raccontaci di più, buongiorno e buongiorno anche al comandante. Esattamente come hai detto tu, c'è un'emergenza cimiteriale, nel senso che personaggi lo scorso weekend si sono introdotti all'interno proprio delle aree cimiteriali e hanno cominciato a portare via tutto il metallo, tutto il bronzo presente. Comandante, raccontiamola meglio. Sì, allora non sappiamo con esattezza il giorno, però è successo nello scorso weekend, tra sabato e domenica principalmente, quando alcuni familiari di defunti sono andati a trovare i loro cari e si sono accorti che nelle loro lapidi mancava qualcosa. Quindi ci hanno chiamato e abbiamo fatto dei sopralluoghi, e questo è successo sia a Mareno di Piave, a Uiano e a Scomigo, che sono state asportate le statuette in bronzo, oppure in alcuni casi anche qualche portafiori. Ormai i portafiori sono quasi tutti in ceramica, però le statuette rimangono in bronzo. Il bronzo è un metallo che è diventato prezioso perché la quotazione si è alzata tantissimo, e quindi anche uno scultore mi diceva che va a ruba, e quindi si sta creando questo traffico illecito. È un peccato perché soprattutto in un luogo sacro dove si vanno a toccare non soltanto i beni in se stessi materiali, ma soprattutto quelli che sono i sentimenti dei familiari. Ecco, ma quelle aree sono videosorvegliate, quindi voi state già facendo delle indagini? Diciamo che non ci sono le telecamere proprio all'interno dei cimiteri, però nel perimetro esterno in qualche cimitero è dotato di sistema di videosorveglianza, in altri le vie di fuga sono sorvegliate da qualche telecamera. Quindi adesso sono al vaglio del nucleo di polizia giudiziaria le immagini
immagini e cercheremo di identificare o quantomeno capire la provenienza di questi malviventi che si sono introdotti nei cimiteri. Insomma, potremmo definirla quasi la banda del bronzo. Spero che non sia una vera e propria banda, ma che si tratta insomma di un gruppo così sporadico che ha colpito e che poi insomma si metta il cuore in pace o cambi zona, comunque si smetta di andare avanti con questi atti. Certo, l'auspicio nostro è di riuscire a identificarli, a intercettarli, e così poniamo fine a questo sacrilegio, perché poi alla fine di questo si tratta. Ecco, non è la prima volta che c'è una sottrazione di metalli. Voi avete portato avanti qualche anno fa un'indagine che portava addirittura all'Est Europa. Sì, diciamo che sono passati ormai più di 2 anni. Siamo stati coinvolti in un'indagine di metallo pesante, quindi in questo caso era il piombo. C'erano delle bande di soggetti stranieri che andavano a rubare all'interno dei card le batterie delle macchine, poi veniva preso il piombo all'interno, veniva fuso e i vari lingotti attraversavano tutta la rotta dei Balcani. Quindi c'era questo traffico che ha coinvolto il Veneto e soprattutto anche il Friuli Venezia Giulia, quindi eravamo in collaborazione sia con i carabinieri del Friuli, ma anche con altri colleghi delle polizie locali, come per esempio Fontana Fredda. Potrebbe essere una cosa simile questa? Ma credo di no, perché quella era una banda ben organizzata, tant'è vero che poi i carabinieri proprio nei Balcani avevano individuato da dove proveniva la fonte, quindi il traffico. Qua invece sembra attualmente la pista che si sta cercando di vagliare è quella del nomade, che come un tempo andava a rubare il rame. Era già successo a Mareno di Piave, addirittura dove c'è il centro sociale dell'Oasi Campagnola, erano saliti sui tetti, avevano smontato tutte le caditoie in rame ed erano soggetti dell'est. Adesso invece si sono dati al bronzo, proprio perché questo tipo di metallo la quotazione è cresciuta in maniera esponenziale. Grazie comandante, a te la linea. Grazie Lucio, grazie al comandante. Riprendiamo dunque la linea, ma continuiamo a parlare di furti. Ci troviamo a Casale sul Sile, anzi in realtà tra Mogliano e Casale sul Sile. Autolavaggi nel mirino. Sabato sera è stato addirittura arrestato un 34enne di origine veneziana. Vediamo quanto successo con il servizio di Lina Paronetto. Hanno scassinato le serrature delle casse degli impianti di lavaggio. Per cosa? Per non trovare niente. A parlare è il titolare dell'autolavaggio sulla Zermanese a Mogliano, preso di mira da un ladro solitario che è arrivato in bicicletta, ha scassinato le 2 gettoniere. Non è da escludere che il responsabile possa essere lo stesso soggetto che ha colpito anche a Casale sul Sile, in via Nuova Trevigiana, dove sabato sera i carabinieri hanno arrestato in flagranza per tentato furto aggravato un 34enne veneziano domiciliato a Treviso, già noto alle forze dell'ordine. L'uomo avrebbe forzato 3 distributori di gettoni e la sua incursione è stata ripresa dal sistema di videosorveglianza. Il titolare, che ha assistito alla scena in tempo reale, ha chiamato il 112 e il 34enne è stato fermato con addosso arnesi da scasso e 63 gettoni per autolavaggio marchio X-Oil e Noal Oil, ora sotto sequestro. Vado dai carabinieri che hanno preso questa persona, se hanno qualche informazione in più e che coincide magari alla stessa che è venuta qua da me. Autolavaggi nel mirino, in via Zermanese, ladri in azione anche un mese e mezzo fa, quando hanno portato via dei compressori. Nelle gettoniere qualche decina di euro al massimo, dice il gestore. Il problema vero è lo scasso in sé delle colonnine. Sono i danni che mi hanno fatto e il malessere che mi hanno causato che alla fine non mi fa dormire la notte. Adesso ho provveduto a mettere delle serrature più resistenti nella speranza che desistano a tornare altre volte e farmi danni, perché sono più i danni che fanno che i soldi che possono esserci dentro.
Così nel Trevigiano abbiamo sentito appunto di questi furti di bronzo nei cimiteri del Coneglianese, ma succede la stessa cosa a Limena però con i furti nei cimiteri di Rame. Il servizio di Chiara Gaiani. Staccate alcune grondaie, così come le coperture di cappelline private, tutte in rame, metallo prezioso e facilmente rivendibile al mercato nero. Nel mirino dei ladri 2 persone, è finito questa volta il cimitero di Limena, che dopo alcuni lavori di messa in sicurezza riaprirà martedì. Nel frattempo l'intervento dei carabinieri chiamati da un cittadino ha permesso di bloccare la banda in flagranza di reato, come racconta il sindaco di Limena Stefano Tonazzo. Questa notte per motivi suoi familiari era fuori, ha sentito dei rumori anomali ed ha avuto un grande senso civico perché ha chiamato i carabinieri. In caserma sono stati portati 2 giovani, un 28enne di origine romena in Italia senza fissa dimora e un minorenne. Entrambi sono stati sorpresi a staccare le grondaie con un leverino in metallo, un piede di porco e delle tronchesi. Per il 28enne scattato l'arresto, il minorenne è stato denunciato. Immediato il lavoro degli operai del comune che hanno messo in sicurezza il Camposanto. Alcune grondaie sono state assolutamente danneggiate, quindi dovranno essere sostituite. Però nel frattempo mettiamo in sicurezza perché l'utenza possa ritornare a dare un saluto ai propri cari che sono purtroppo allocati in cimitero. Da Padova a Trieste, in centro città, una tentata rapina in via Cadorna. La vittima dell'episodio è stata stordita con dello spray al peperoncino. Prima la richiesta di denaro, poi al rifiuto della vittima l'utilizzo dello spray al peperoncino. Tentata rapina nella notte fra sabato e domenica in via Cadorna a Trieste. L'episodio è successo alle 3. Un giovane triestino è stato avvicinato da un uomo di origine straniera, così dalla denuncia formalizzata alla Polizia di Stato nel commissariato di San Sabba. Dammi i soldi, avrebbe intimato ripetutamente il rapinatore. La vittima però ha resistito alla richiesta. Allora il malintenzionato ha spruzzato lo spray e il peperoncino sul viso del ragazzo per poi fuggire. Il giovane è stato soccorso da alcuni passanti e sul posto sono intervenuti gli agenti della questura e i sanitari del 118. La vittima dell'episodio è stata portata al pronto soccorso di Cattinara per l'irritazione al volto. Sul fatto indaga la Polizia di Stato, che sta procedendo con la visione delle immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona. Prima di andare in pubblicità ci colleghiamo subito con il nostro Federico Fusetti a Piazzola sul Brenta per la tappa del Giro d'Italia, una città che si è colorata di rosa come tutte le città che sono toccate dalla carovana. Federico, buongiorno. Buongiorno Edi, buongiorno ai telespettatori. Sì, con Federico Cibotto abbiamo seguito la partenza di questa 16ª tappa del Giro d'Italia qui da Piazzola sul Brenta, davvero un colpo d'occhio bellissimo. Purtroppo la pioggia ha un po' rovinato la bellezza della giornata, ma davvero vi assicuro migliaia di persone comunque qui presenti in piazza davanti a Villa Contarini per una partenza davvero molto affascinante. E quindi il Giro d'Italia ancora in Veneto anche per oggi, una parte almeno della tappa, perché poi si sposterà in Trentino. Una tappa importantissima perché ci sono molte montagne da scalare in questa giornata, ma dicevamo una partenza entusiasmante. Siamo con il sindaco Walter Milani, insomma al limite della commozione, nel senso che davvero è stato un colpo d'occhio stupendo. Beh, la pioggia fa parte del Giro d'Italia, anzi tira fuori proprio l'essenza del Giro, la fatica di questi ragazzi che corrono. È stato veramente emozionante vederli partire ed è stato bello vedere anche che la gente non andava via nonostante la pioggia, ha voluto rimanere qua e celebrare questa partenza. Quindi ancora più emozione per questo evento che è tanto sentito veramente da tutti. Ci lavorate da mesi, sicuramente ci lavoravate da tempo. Che cosa significa? Qual è anche il ritorno quando c'è un evento del genere? E parliamo del Giro d'Italia, insomma uno degli eventi sportivi più importanti del mondo. Beh, la fatica e l'impegno degli ultimi mesi è stata grande, ma è ben stata riposta, perché l'evento oggi veramente ha gratificato tutta la fatica fatta.
Il ritorno non lo farei con la calcolatrice, non è una questione di ritorno economico, è un ritorno di immagine, di conoscenza della nostra città, che ritengo sia una delle più belle cittadine di tutto il Veneto, e da oggi la conosceranno molte più persone. E quindi Piazzola è famosa per tante altre cose, ma oggi questa giornata di giro ha dato la possibilità a molti di conoscerla. Molti torneranno incuriositi, perché Piazzola merita una visita anche oltre il giro. Grazie al sindaco Walter Milani, la lasciamo godersi la giornata. Grazie, abbiamo raccolto con Federico Cibotto anche le voci di alcuni appassionati poco prima della partenza, le sentiamo insieme, poi la linea torna a te, Edi. Appassionato di ciclismo? Abbastanza, per il giro sempre. Sta seguendo tutta la corsa? Non tutte, però abbastanza tappe, insomma. Qualche nome? Sono stato là l'altro giorno, quindi sì. Qualche nome che la colpisce? Carapaz. Sì, no. E quindi con le montagne anche un corridore che poi magari verrà fuori nei prossimi giorni? Non lo so adesso per preciso, però comunque Carapaz per me è forte. Campodoro. Appassionati? Sì, ci piace la bicicletta, però quindi anche un po' di curiosità. Ci piace anche il posto, quindi è la curiosità, perché non avevo mai visto la tappa. Sì. La pioggia? La pioggia sta rovinando un po' e purtroppo, soprattutto per tutta la gente che c'è. Io sono di Piazzola, sono venuto con l'ombrello, ho guardato le previsioni, speravo non piovesse, invece hanno azzeccato quasi proprio al minuto. Comunque vedo che c'è tanta passione, tanto interesse, speriamo bene, dai. Un nome tra quelli in gara che la stanno colpendo in questi giorni? Tiberi, è giovane, spero, sembra in forma, spero ci faccia vedere qualcosa di interessante, almeno un italiano, dai. Curioso, appassionato di ciclismo? Molto appassionato, molto appassionato. Va in bici? In bici, sì. Mi piace andare in montagna, però non qua in pianura, mi piace andare in montagna, la salita è buona. Una bella festa per Piazzola. Bella festa comunque, peccato che piove, comunque dai, non importa, benissimo. Abitiamo a Piazzola, però siamo ai Brindisi, Puglia. È una bellissima festa per la città. È bello vedere il paese così, tutto in festa, è bello vedere tutto, sì. Così dunque l'entusiasmo di Piazzola sul Brenta, pioggia che ha un po' rovinato la partenza ma non ha fermato nessuno dall'andare a vedere il giro, e dunque con questo noi ci fermiamo, qualche minuto di pubblicità, poi torniamo in diretta ancora con la cronaca, tra poco. Siamo tornati in diretta con la prima edizione insieme ancora per una oretta con le notizie da tutto il territorio. Infatti ci spostiamo a Vicenza, siamo sui fatti di cronaca, parliamo della tragedia di Lisa Spadavecchia, l'ex professoressa in pensione di Creazzo, travolta e uccisa da una ruspa mentre era in spiaggia a Cervia. Ha lasciato un vuoto incolmabile tra i suoi ex colleghi del liceo Quadri che si stringono al dolore della famiglia. Luisa Bertini e Simone Squarcina hanno sentito il vicepresidente del liceo Diego Peron. Vediamo. La tragedia di Cervia che ha colpito Elisa Spadavecchia, un ex docente del liceo Quadri di 66 anni, ora in pensione, ha toccato ovviamente tutta la comunità, non solo di Creazzo ma anche a Vicenza. Noi siamo qui al liceo Quadri dove la donna ha insegnato per tanti anni, siamo in compagnia con il vicepreside Diego Peron. Un ricordo della signora Elisa. Ma io ricordo molto bello, nel senso che quando è arrivata in questa scuola ho visto immediatamente, come dire, una docente molto, dire allegra, ma nel senso molto dinamica, molto inserita anche con gli studenti. Gli studenti partecipavano molto bene alle sue lezioni, poi lei era attiva anche in diversi progetti di scambi. Ecco, quindi direi in una sintesi molto amata non solo dal corpo docenti, dai suoi colleghi, dalle sue colleghe, ma anche dagli studenti stessi.
Ecco, intanto io anticipo che le indagini sono ancora in corso. Al momento è indagato l'uomo che era alla guida della Ruspa, quindi in attesa, diciamo, che si faccia anche chiarezza sulle dinamiche dell'incidente. Qui si vive pienamente il dolore. Venerdì ci saranno i funerali. Voi come corpo docente del liceo Quadri avete deciso comunque di fare qualcosa anche per stringervi alla famiglia? Sì, come scuola abbiamo fatto immediatamente un telegramma ricordando Elisa, vicini anche alla famiglia. Per noi è come perdere un membro della famiglia, anche se un ex docente, ma proprio anche per i rapporti, insomma, che Elisa aveva e curava ancora con il dipartimento. Ecco, il dipartimento di inglese mi diceva che stavano preparando anche una festa per i futuri pensionamenti e lei era anche molto attiva e comunque partecipava a tutta una serie di iniziative che il dipartimento stesso faceva. Ecco, era in pensione, ma direi in piena attività da questo punto di vista. Lei mi diceva venerdì noi docenti parteciperemo in massa. Sì, parteciperemo in massa. Io ho visto, quando ho comunicato ai docenti e al personale ATA quello che era successo, ecco, ho ricevuto veramente la vicinanza di tantissimi docenti e quindi io penso di sì, che parteciperemo in massa. Ecco, ci sarà un ricordo particolare, ecco, anche da parte nostra. Ecco, io ringrazio il vicepreside per essere stato con noi. Grazie Luisa Bertini e ai nostri colleghi di Vicenza per questo ricordo. Torniamo nel Padovano per un incidente sul lavoro in centro proprio città. 2 operai sono stati investiti dal crollo di un solaio durante la ristrutturazione di un ex convento. Lo scorso novembre nello stesso cantiere alcuni operai erano saliti sulla gru per chiedere il pagamento del loro stipendio. Via Sant'Eufemia a Padova, all'interno di un ex convento che diventerà uno studentato, un'operazione da svariati milioni di euro. Sono le 11:30 quando il crollo del solaio del terzo e del secondo piano investe 2 operai di nazionalità romena, dipendenti di una ditta in subappalto all'interno del cantiere. Immediati scattano i soccorsi. I 2 operai vengono portati in pronto soccorso e per fortuna non sono in pericolo di vita. Per uno si sospetta una frattura, l'altro è sotto shock. Nel frattempo scattano le indagini. Con i vigili del fuoco sul posto anche la polizia e i tecnici dello Spisal che stanno ricostruendo quanto accaduto. Proprio qui lo scorso 5 novembre alcuni muratori egiziani erano saliti su una gru, non venivano pagati e denunciavano pessime condizioni abitative. Solo l'arrivo del bonifico dello stipendio li aveva fatti scendere, un cantiere che la Fillea CGIL continua a monitorare. Noi siamo andati a visitare quel cantiere più volte, tra l'altro anch'io personalmente ero andato con le compagne e i compagni della Fillea e avevamo parlato con il committente evidenziando delle criticità sulle attività lavorative. È da parecchi mesi che come Fillea CGIL di Padova seguiamo questo cantiere. L'abbiamo più volte segnalato alle istituzioni competenti, allo Spisal, all'Ispettorato Territoriale del Lavoro, al Comune, perché abbiamo sin da subito notato diverse irregolarità nella filiera dei subappalti. Come Fillea chiediamo e auspichiamo che si faccia chiarezza quanto prima. Così da Padova rimaniamo in città con la cronaca. Aveva negato una birra a un cliente alterato, un barista è stato aggredito e minacciato di morte. Ha arrestato il responsabile dell'aggressione. Il francese lo capisce bene, quando si è sentito urlare contro "je te garotte", ti strangolo e prima ti taglio la gola, ha subito inteso che le intenzioni del cliente seduto ad un tavolino del suo bar non erano affatto buone. Sono stati momenti ad alta tensione quelli vissuti nella centralissima via Roma a Padova, dove sabato sera verso le 8 il responsabile del caffè Quinto è stato minacciato di morte e aggredito. Aveva appena negato una birra a quel cliente, un 40enne tunisino che era arrivato nel locale già evidentemente ubriaco.
ubriaco. Gli ho spiegato che non serviamo alcolici a chi è alterato, ci ha raccontato a microfoni spenti Andrea, preoccupato per eventuali ritorsioni. Il tunisino prima lo ha minacciato di morte, poi ha scaraventato il tavolino del bar e lo ha colpito con un pugno. Fortunatamente un altro dipendente è intervenuto e lo straniero ha inforcato il monopattino e ha cercato di dileguarsi. I carabinieri arrivati sul posto l'hanno bloccato poco lontano in via dei Fabbri. Era la prima volta che veniva fermato dai carabinieri e che si faceva vedere in quella zona del centro storico. Una zona che però, conclude Andrea, non è così tranquilla, visto che spesso ragazzini, anche giovanissimi, ci insultano se non serviamo loro da bere, conclude. L'avevamo ricordato anche nei telegiornali degli scorsi giorni dell'aggressione e delle aggressioni in realtà subite nei confronti subite dal titolare del kebab di Treviso, di via Roma, ormai salito purtroppo agli onori delle cronache perché più volte aggredito da due fratelli di origine marocchina, poco più che trentenni, che sabato appunto sera avevano creato scompiglio in via Roma, prima appunto invenendo contro il titolare del kebab e poi prendendosela anche con gli agenti della polizia che erano intervenuti sul posto, proprio allertati dal titolare per sedare gli animi. Per i due fratelli, che sono difesi dall'avvocata Alessandra Nava, era così scattato l'arresto in flagranza perché, stando al Daspo, non dovevano trovarsi in via Roma. Il divieto di dimora arriva al termine della direttissima che si è svolta ieri. I due fratelli di origine marocchina sono stati rimessi in libertà dopo aver trascorso il fine settimana agli arresti domiciliari. I due sono in attesa ora del giudizio per altri fatti analoghi, per aver messo nel mirino il titolare del kebab Alil Meral di via Roma, che avrebbero appunto più volte aggredito anche fisicamente, lo avete visto nelle nostre immagini. E si parla di aggressioni, si parla di persone moleste, di violenze. Sono scattate così da ormai qualche tempo le zone rosse nelle principali città del Veneto, una fra tutte quella di Padova all'Arcella. A una settimana dalla partenza non si fermano però le polemiche sullo striscione appeso per la cena sul cavalcavia a Borgomagno. Sono comparse delle scritte anche contro il prefetto e il questore. Questore e prefetto, la società reale vi schifa. È la scritta aggiunta in pennarello allo striscione "Benvenuti in zona rossa", appeso sul cavalcavia Borgomagno, a rinnescare la miccia sulla polemica a 7 giorni esatti dall'avvio della zona ad alto impatto nel quartiere Arcella. Sulla scritta indaga la Digos, che sta visionando le telecamere di videosorveglianza e ha inviato una segnalazione alla procura per il reato di oltraggio a corpo politico amministrativo o giudiziario. Nel frattempo le reazioni sono molteplici. Il sindaco Giordani non esita a scrivere in una nota diffusa alla stampa: chi ha scritto col pennarello, immagino nottetempo, quelle frasi dimostra che un vecchio detto è sempre attuale: la mamma degli stupidi è sempre incinta. Massimo rispetto e sostegno alle forze dell'ordine e a chi le rappresenta. Gli fa eco la consigliera comunale del PD Etta Andreella, arcellana ad hoc. Noi non ce l'abbiamo personalmente né col prefetto né col questore né con nessun altro, semplicemente crediamo che sia stata sbagliata come scelta la zona rossa su 2/3 di un quartiere come questo. Segnare una zona rossa così grande significa mettere in crisi un quartiere che ha una popolazione molto varia, ovviamente lo sappiamo, però non riuscirà ad avere l'effetto che ha avuto in altre situazioni, ovvero davvero di risolvere situazioni di crisi, perché è troppo vasta. Diverse le prese di posizioni da destra. Il sottosegretario alla giustizia Andrea Ostellari, Lega, pungola il sindaco. Invece di criticare chi applica le leggi e difendere la sicurezza dei cittadini, ora la sinistra chieda scusa. Matteo Cavattona, capogruppo in Consiglio Comunale di Fratelli d'Italia, rincara. La contrapposizione ideologica è frutto di un malinteso sulla gestione della sicurezza. Da una parte un sindaco che non capisce o non vuole capire come utilizzare i nuovi strumenti che il governo gli ha messo a disposizione, e dall'altra tutta una serie di commenti che cercano di dipingere queste zone ad alto impatto come delle sorte di lager o di gulag nei quali nessuno può entrare o uscire.
Tutto sbagliato. Nel frattempo continuano gli investimenti dell'amministrazione comunale all'Arcella, a partire dalle aree verdi come il Parco Milkovic. Ho disposto assolutamente di fare l'investimento previsto e accelerare al massimo. Sono fatti, non chiacchiere. Così da Padova, ma è scattata la zona rossa ieri anche a Treviso, nell'area del quadrante di Via Roma, soddisfatti residenti e commercianti. I numeri ci dicono che siamo certamente tra le città più sicure d'Italia, tra le prime 3 addirittura. Sul percepito bisogna lavorare e credo che la zona rossa, che è un ulteriore strumento che diamo in mano alle forze dell'ordine per allontanare i soggetti poco raccomandabili, vada anche in questa direzione. Sono iniziati 40 giorni di sperimentazione della prima zona rossa di Treviso, 1 chilometro quadrato di area intorno a Via Roma, zona stazione e quartieri limitrofi, scenario negli ultimi tempi di episodi di violenza. In più occasioni residenti e commercianti avevano chiesto alle istituzioni un intervento sul fronte sicurezza. Alla luce degli esiti dei controlli mirati interforze, il prefetto ha deciso per il provvedimento che consentirà l'allontanamento di quei soggetti con precedenti per reati contro il patrimonio o in materia di stupefacenti che dovessero adottare comportamenti molesti, aggressivi o pericolosi per la sicurezza degli altri cittadini. Soddisfazione tra chi vive e lavora qui. Per me speriamo che sarà sempre la zona rossa perché è tranquillo, lavoriamo molto bene quando è la zona rossa anche. Visto quello che è successo, secondo me è positivo. Manca la percezione di sicurezza anche solo a uscire alle 7 di sera, anche con la luce. Ci sono stati episodi numerosi, non solo in questa zona. Fanno la zona rossa in Via Roma, noi siamo anche contenti, ma la gente di qua, i clienti lo sanno perché vengono volentieri perché sanno che sono protetti. Terminati i 40 giorni si farà un bilancio della sperimentazione e si valuterà il da farsi. E i cittadini non escludono la possibilità di provvedimenti simili anche in altre zone del centro. Iniziamo da qui, vediamo che risultati ci saranno, ascoltiamo anche i commercianti della zona dopo un mese, dopo 3 settimane, dopo 2 mesi, dopo un'estate, vediamo che risultati porta e se la zona si abbellisce socialmente, perché no? Se succede quello che è successo qua, penso di sì. Ma ci pensa direttamente il sindaco Conte a specificare che caratteristiche da decreto ministeriale devono avere le aree di una città per diventare zona rossa. È fondamentale la vicinanza a quei luoghi di forte passaggio come può essere la stazione dei treni, quindi anche nel immaginare ad altre zone rosse a macchie di leopardo invito tutti alla calma, nel senso che intanto non si può fare, significa illudere i cittadini e soprattutto è giusto concentrarsi su quelle opportunità che il decreto prevede. Così quindi dall'amministrazione arriva invece una task force educativa che vede tutte le istituzioni e le forze dell'ordine cittadine al fianco di prefettura ovviamente e ULS 2 per quella che viene definita task force educativa al 118 educativo, promotori proprio ULS 2 prefettura, un progetto fondamentale, il ruolo della famiglia al centro del percorso di educazione del proprio figlio. Il piano è stato presentato ieri mattina proprio in prefettura. L'obiettivo prioritario, come dicevamo, è quello del recupero sostanzialmente delle persone, dei ragazzi, per portarli ovviamente all'interno della comunità e a comportamenti che siano consoni col vivere civile. Una task force interforze, istituzioni e forze dell'ordine insieme all'ULS 2 per creare una rete di prevenzione della devianza giovanile. Un progetto educativo dedicato ai ragazzi tra i 12 e i 18 anni e in cui verranno coinvolte anche le famiglie e che partirà dal 1° settembre. L'obiettivo è quello rieducativo, attuare un piano personalizzato per ogni ragazzo che ha presentato problemi e inserirlo poi in un percorso a vari step coadiuvato dal terzo settore, sport e volontariato. Un progetto che mette in rete le diverse istituzioni per trovare soluzioni a quello che è un problema emergente. Noi pensiamo che qualsiasi persona possa essere recuperata all'interno della società. È un progetto che vede un patto forte tra la famiglia, il ragazzo, noi ULS 2, quindi i nostri educatori e le forze dell'ordine. Il centro di riferimento sarà il distretto di Treviso con un numero diretto con le forze dell'ordine che avranno il compito di segnalare i ragazzi in difficoltà. Il primo contatto con il minore e la famiglia sarà fatto con l'educatore sottoscrivendo quello che viene definito un patto
educativo. Un passaggio importante perché il minore verrà preso in carico e seguirà un percorso di vita svolto a stimolare le progettualità future e stimolare la partecipazione alla comunità. Sappiamo tutti come sta andando un po' la faccenda con i nostri ragazzini e con le famiglie. Infatti il 118 educativo sarà una risposta che noi cercheremo di dare ai ragazzini e soprattutto anche alle famiglie. Dando degli strumenti andremo a vedere quali sono le possibilità che i ragazzini hanno, perché diciamo che un po' quello che succede probabilmente loro ce lo dimostrano facendo delle cose che non vanno. E aiutare a far crescere la parte buona rispetto così alla parte che poi è giovanile, un po' aggressiva, ma noi siamo convinti che comunque si possono recuperare le persone fino alla fine, e anche se non riuscissimo a farlo con tutte, anche il 30%, il 20% che abbiamo recuperato, credo che sia un risultato più che soddisfacente. E quindi questo servizio che verrà attivato dal 1° settembre a Treviso. Uno sguardo veloce su Bibbione. Ieri pomeriggio la tragedia, lo vediamo su Venezia Today, una donna è stata avvistata al largo della spiaggia appunto di Bibbione, delle rive di Bibbione. Era una turista tedesca in vacanza con la nipote, non ce l'ha fatta, è stata nonostante i soccorsi siano arrivati tempestivamente non ce l'ha fatta ed è stata appunto soccorsa e portata via sostanzialmente dal suo M118. Bibbione che in queste giornate è al centro ovviamente anche delle notizie per l'arrivo di Vasco Rossi e la sua data zero che sta portando tutta l'Italia sostanzialmente nella località balneare veneziana, e quindi c'è tanta attesa e ovviamente si spera nel bel tempo. Ci sono persone accampate già da ieri per accaparrarsi i posti nel parterre in piedi dello stadio della città per essere quanto più vicini possibili al cantante rock. Torniamo con la cronaca nel Trevigiano invece, perché assume i toni di un appello, quello di Mauro, il compagno di Alice, una donna incinta al 9° mese che è stata derubata della sua borsa. All'interno aveva con sé le cartelle cliniche del nascituro che dovrebbe nascere a giorni, e dopo questo evento ha subito uno shock ed è ora ricoverata in ospedale. Quindi sentiamo le parole del marito. L'appello sarebbe che, visto e dato l'accaduto, se qualcuno avesse il buon senso, credo anche difficile, di lasciare magari la borsa con i documenti, magari nelle attività commerciali sotto il portico dinanzi alla scuola. Mauro Donadelli in questi giorni sta facendo la spola tra Salgareda, dove vive, e Pordenone, dove la moglie Alice, incinta di 9 mesi, è ricoverata da giovedì scorso, da quando, cioè, un ladro ha portato via dall'auto della coppia la borsa con all'interno il portafoglio e soprattutto la cartella clinica di tutta la gravidanza. 9 mesi comunque di dati che sono stati raccolti e che dovevano essere portati la mattina stessa presso l'ospedale per fare ulteriori verifiche. C'è una cartellina arancione con su scritto chiaramente esami di, e c'è all'interno tutto il pregresso più la nuova cartellina bianca col suo nome e cognome scritto, dove c'era all'interno tutti gli esami. Oltre ai dati c'erano anche tutte le ecografie del bimbo di questi 9 mesi, per una questione anche affettiva. Lo shock subito per il furto ha causato alcuni problemi di salute ad Alice e i medici hanno così deciso di ricoverarla in osservazione. Alice dopo l'evento purtroppo ha subito questo panico ovviamente del furto, ha subito un grosso colpo e per questo motivo è stata ricoverata presso l'ospedale. Ha molti sbalzi di pressione, allora per evitare danni comunque alla madre e per evitare magari ulteriori, ma non credo danni al piccolo, potrebbe comunque essere monitorata per essere portata fino al parto. Parto previsto per fine maggio, dopo una gravidanza trascorsa senza alcun problema. Poi, giovedì scorso, il trauma per il furto subito. Un colpo rapidissimo. La coppia quella mattina aveva accompagnato all'asilo il figlio di 5 anni. Al ladro sono bastati pochi secondi per aprire lo sportello prima che scattasse la chiusura automatica e impossessarsi della borsa. I futuri genitori sperano di poter tornare in possesso di quanto sottratto, in particolar modo della cartella clinica. Per noi e per la salute chiaramente di Alice e la famiglia sarebbe da ritrovare tutto ciò che è stato rubato in quella giornata.
Nel momento in cui si riesca qualcuno a trovare qualcosa, potremo magari elargire una ricompensa, insomma, per il materiale e per il disturbo che ovviamente abbiamo provocato queste persone che magari si stanno muovendo e trovano qualcosa nel territorio. Dunque speriamo che queste cartelle cliniche vengano ritrovate, ovviamente auguriamo il meglio ad Alice che si trova ora ricoverata. Continuiamo a parlare di violenza sulle donne. Vittima una 49enne trevigiana, è stata insultata e minacciata tanto da aver paura di uscire di casa, accusato di stalker l'ex marito imprenditore nel settore nautico del veneziano. Non ti lascerò in pace finché non muori è una delle frasi che una donna slovena si è sentita dire dall'ex marito, un imprenditore del veneziano di 57 anni a processo per atti persecutori. Si caratterizza per il fatto, per il lignaggio, diciamo così, dell'autore di queste condotte, perché a volte si tende a pensare che questi comportamenti vengano messi in atto da persone di ceti sociali, culturali o professionali bassi, diciamo così, di scarso. Invece in questo caso stiamo parlando di un professionista anche abbastanza noto nel suo ambiente e di ceto sicuramente elevato, benestante. Una vita agiata la loro, una storia d'amore dalla quale sono nati 3 figli. Poi sono iniziate le discussioni, le litigate, fino a quando l'uomo ha cominciato a maltrattarla, arrivando a picchiarla. È scattata la denuncia, i 2 si sono separati e sono arrivati fino al divorzio, ma l'uomo, secondo la versione della vittima, non ha mollato. Le ha inviato numerosi e ripetuti messaggi, sia a lei che alla sua famiglia, con minacce più o meno velate e offese di ogni tipo. Addirittura il giorno del compleanno della 49enne le ha fatto trovare un mazzo di fiori appassiti alla sua porta, così come li ha fatti recapitare anche all'avvocato che l'ha seguita nel processo civile. Ora l'uomo deve rispondere di stalking. In aula la testimonianza della donna, presente anche l'imputato difeso dall'avvocato Francesco Murgia. La donna, seguita dal legale Stefano Pietrobon, ha raccontato di quei mesi di terrore. Ha riferito che da tempo, prima di scendere, prima di parcheggiare la macchina o di prenderla, di uscire di casa, si guarda sempre intorno. A volte è stata costretta a rientrare in casa proprio perché aveva notato dei movimenti strani, perché era seguita non solo da lui, ma lei crede anche da persone incaricate dall'autore, dall'ex marito. I 2, entrambi di origine slovena, hanno divorziato nel 2018, ma nonostante questo gli atti persecutori sono continuati, coinvolgendo anche i figli. L'udienza è stata rinviata al 19 giugno, dove verranno sentiti altri testimoni. Siamo al tentato omicidio di Chiarano, lo ricorderete. Aydin Kukiki, kosovaro di 37 anni, era stato ferito il 7 marzo del 2024 in un agguato sotto casa. L'uomo stava andando a lavoro quando è stato raggiunto da alcuni colpi di pistola. A sparare 2 persone a bordo di uno scooter. Per questo fatto era stato indagato il cugino della vittima, un 34enne, fra l'altro arrestato l'8 maggio dell'anno scorso per un cumulo di pena pari a 5 anni e 4 mesi per altri reati, tra cui lesioni personali, spaccio e porto abusivo di armi risalenti al 2014. La sua posizione ora per quanto riguarda la sparatoria è stata archiviata, anche se sull'indagato, scrive il GIP, permangono plurimi sospetti. Il pubblico ministero aveva spiegato che non sono prospettabili ulteriori approfondimenti investigativi, fermo restando la facoltà di riaprire le indagini qualora si fosse in presenza di nuovi elementi. E poi continuiamo invece a parlare di sparatoria. Ci troviamo a Chiarano, anche in questo caso aveva sparato contro il genero fuori da una gelateria in centro città. Il legale dell'uomo aveva presentato un ricorso per chiedere i domiciliari, ma il riesame lo ha respinto. Rimarrà in carcere Alex Lucchesi, il 52enne accusato di tentato omicidio. L'uomo è stato ritenuto socialmente pericoloso. Per questo il Tribunale del riesame ha respinto il ricorso presentato subito dopo le dimissioni dell'imputato dall'ospedale dell'Angelo di Mestre dal legale dell'uomo, l'avvocato Giorgio Pietramala. Il 52enne era stato ricoverato per una grave malattia e tra i motivi del ricorso lo stato di salute, che sarebbe incompatibile con il regime carcerario, ed il fatto che
che Lucchesi aveva subito ammesso la propria responsabilità. Il legale aveva quindi chiesto gli arresti domiciliari, ma per i giudici veneziani non solo sarebbe pericoloso, ma esisterebbe la possibilità che possa ritentare il gesto. Alex Lucchesi lo scorso 24 febbraio si era presentato fuori da un bar di Chiarano dove si trovava il genero e la figlia ed aveva esploso alcuni colpi di pistola, uno dei quali aveva colpito alla schiena l'uomo, ricoverato in gravi condizioni al Cafoncello. Poi il 52enne era fuggito girovagando nel veneziano fino a quando a Ceggia, dove era andato per cercare aiuto dalla figlia minore, per lui erano scattate le manette. A raccontare il motivo che lo aveva portato a sparare contro il genero lui stesso lo scorso 4 aprile, rendendo delle dichiarazioni al pubblico ministero Giulio Caprarola. Secondo la sua versione, il marito della figlia lo umiliava da tempo e qualche giorno prima lo aveva aggredito. Il giorno dell'arresto in tasca a Lucchesi non aveva nulla, solo le medicine che doveva prendere. La pistola era stata trovata nell'auto della compagna del figlio qualche ora dopo il tentato omicidio, pistola che Lucchesi aveva consegnato durante la fuga. Per questo la donna era stata anche arrestata. Colpi di pistola esplosi anche in centro storico a Chioggia. I carabinieri fermano un 40enne del posto trovato in possesso dell'arma. Avrebbe appunto sparato dei colpi in aria, è stato denunciato. Una raffica di spari esplosa nel cuore della notte aveva generato più di una preoccupazione tra i residenti del centro storico di Chioggia, svegliati di soprassalto tra l'1 e le 2 di mattina di domenica. Fortunatamente non c'è voluto molto tempo ai carabinieri, allertati dalle telefonate di chi aveva indubitabilmente riconosciuto quei botti come spari di pistola, per individuare un uomo sulla quarantina, pare con ancora addosso l'arma con la quale avrebbe esploso dei colpi in aria. Se il fermato non ha dato spiegazioni del suo gesto alle forze dell'ordine, probabilmente dovrà farlo in tribunale, dove potrebbe essere chiamato a rispondere di una serie di contestazioni che possono andare dal porto d'armi irregolare all'articolo 703 del Codice Penale, che punisce le accensioni ed esplosioni pericolose. Torniamo nel Trevigiano con una notizia che arriva dalle Fiamme Gialle. Il fallimento di un'azienda ha pilotato l'accusa per 2 imprenditori di bancarotta fraudolenta patrimoniale nel mirino delle Fiamme Gialle di Treviso. Il destino di una ditta meccanica costruita nel 2009 con un volume d'affari annuo medio di circa 1,5 milioni di euro e 4 dipendenti. 3 le accuse: aver aggravato l'insolvenza, peggiorato la situazione debitoria che al momento del fallimento era pari a 1.400.000 euro, l'aver occultato il dissesto sopravvalutando i bilanci d'esercizio dal 2014 al 2018, ancora l'aver subito distrazioni patrimoniali per circa 90.000 euro per compensi a uno dei 2 amministratori e l'occultamento del saldo di cassa. Infine, l'aver ceduto in modo occulto la società ad un altro soggetto giuridico nato dal nulla per proseguire l'esercizio dell'azienda meccanica insolvente senza il peso dei debiti. E ancora la cronaca ci porta invece in questo momento a Pieve del Grappa, un malore fatale per un 70enne nel pomeriggio di ieri mentre tagliava l'erba. Stava tagliando l'erba con un decespugliatore su un pendio vicino alla propria abitazione nella zona di Valle San Liberale quando ha avuto un arresto cardiaco che gli è stato fatale. Mariano Alberton, 70enne di Pieve del Grappa, è stato trovato verso le 14 dalla moglie che lo aspettava per pranzo. Sono state purtroppo inutili le manovre di rianimazione effettuate dalla stessa donna nonostante la pendenza del posto. Al loro arrivo il medico e gli infermieri di Pedemontana Emergenza hanno solo potuto constatare il decesso dell'uomo. La salma, con l'aiuto del medico appartenente al soccorso alpino, è stata issata su una barella e calata per una ventina di metri prima di essere accompagnata e ricomposta alla vicina abitazione e in seguito all'obitorio di Castelfranco Veneto. Mariano Alberton era noto soprattutto per la sua attività di insegnante nell'Asolano. Torneremo dopo la pubblicità, parleremo di politica e anche dei vincitori dei principali comuni al voto in questi giorni. A tra poco. Tornati in diretta insieme ancora fino alle 13:30, apriamo una breve pagina politica intanto sulla questione del Friuli Venezia Giulia, il presidente di Regione Fedriga che era stato di fatto sfiduciato dagli alleati che componevano la sua giunta e che poteva aprire un caso politico non indifferente e un terremoto interno al centrodestra. Tutto pare risolto, vediamo quali sono le novità.
Mi sembra bene, ho risolto quelle incomprensioni che si erano manifestate negli ultimi tempi e mi sembra che anche l'accordo e la mozione che andremo a votare in Consiglio vadano in una direzione di totale unità. Così il governatore Massimiliano Fedriga 3 giorni dopo la risoluzione della crisi di maggioranza con il vertice fra i partiti di centrodestra e il Presidente. Una coesione ritrovata soprattutto fra Lega e Fratelli d'Italia che sarà istituzionalizzata attraverso una mozione programmatica che verrà portata in Consiglio regionale con i punti principali del programma di governo da qui a fine mandato. Mozione su cui il governatore porrà la fiducia. Fedriga ha poi commentato le parole del ministro Luca Ciriani, che di fatto aveva innescato la crisi, rilasciate in anteprima alla nostra emittente. No, mi sembra che, ribadisco, siamo chiariti con tutte le forze di maggioranza. Abbiamo spedito anche la questione dell'ospedale di Pordenone che aprirà in anticipo comunque rispetto alla procedura ordinaria. E concordo con il Ministro quando dice che è stata caricata di altre cose, cosa che ho sempre detto, erano argomenti che non riguardavano la questione, penso al terzo mandato. E devo dire mi sorprendono le opposizioni, perché prima dicevano vergogna Fedriga fa la crisi per avere il terzo mandato, cosa che ho sempre negato. Poi quando si è dimostrato che la crisi non c'entrava nulla col terzo mandato ed è vergogna, Fedriga non ha nemmeno portato a casa il terzo mandato. Cioè, c'è qualcosa che non funziona insomma in questa contraddizione costante di cui ci ha abituato ormai da qualche anno l'opposizione. Così insomma dal Friuli noi torniamo in Veneto con le amministrative, andiamo ad Eraclea, gli occhi erano puntati proprio su questo comune, c'era tanta attesa per capire chi fosse il vincitore, chi sarebbe stato il vincitore o la vincitrice appunto delle elezioni. È stata riconfermata quasi a sorpresa l'ex sindaca Zanchin. Aspettate che non è proprio... Lacrime di gioia. Molte lacrime di gioia, non solo gioia mia ma di gioia di tutta la squadra. Lacrime di gioia, applausi e abbracci. Nel quartier generale di Eraclea c'è Nadia Zanchin, è di nuovo sindaco dopo la fine traumatica del suo primo mandato nel 2024. Sostenuta da Fratelli d'Italia, Lega e Noi Moderati, ha battuto i rivali Doretto, Biondi e Perin. Adesso non vedo l'ora di poter ritornare in comune domani per ripartire di nuovo. Si riparte con uno spirito sicuramente diverso, perché comunque c'è la consapevolezza di avere una nuova squadra che sicuramente lavorerà e darà il meglio per portare avanti tutto quello che avevamo iniziato su Eraclea e per anche realizzare i nuovi progetti che abbiamo messo in campo. Eraclea sceglie la continuità con il passato e riaffida la guida del comune a Nadia Zanchin dopo mesi di commissariamento seguiti alla mozione di sfiducia votata anche dalla sua ex maggioranza. La Zanchin torna in sella, la sua vittoria ha il sapore della rivincita. Allora cosa si prova a ritornare dopo essere stati sfiduciati? È una gioia immensa, soprattutto per come sono stata sfiduciata e da chi sono stata sfiduciata, quindi è una rivincita e credo che sia una rivincita per molti, non solo mia. La sua elezione rappresenta anche un ritorno alla stabilità per un comune che negli ultimi anni ha vissuto turbolenze amministrative e politiche. Da Eraclea nel Veneziano all'unico comune al voto nel trevigiano Borso del Grappa ha incontrato la neosindaca Fiorella Ravagnolo, una sfida al femminile contro Lisa Celotto vinta appunto da Ravagnolo. L'ha sentita per noi la nostra Chiara Gaiani. Fiorella Ravagnola, sindaca di Borso del Grappa, buongiorno, prima donna a essere eletta sindaca di Borso del Grappa, tra l'altro comunque era una sfida in rosa perché anche la sua sfidante Lisa Celotto era una donna, 54% dei voti, circa 200 voti di differenza con la sfidante, direi insomma che l'affermazione netta e chiara. Oggi ha preso possesso di questo ufficio, quali sono le sensazioni che si vivono? Le sensazioni positive, sento alle mie spalle la grande responsabilità che mi sono assunta, però già stamattina il primo incontro l'ho avuto con i miei dipendenti e abbiamo messo in chiaro che io voglio il sostegno da parte loro, il loro lavoro preciso, trasparente e anche sempre responsabile.
Primo giorno, è un po' sommerso da telefonate, sto valutando come le persone del mio paese, i miei cittadini hanno votato, sto prendendo in considerazione, ho visto che la parte femminile anche si sono rivolti tantissimi al voto e questo vuol dire che avendoci presentato 2 candidate sindaco hanno rispettato e hanno capito il valore anche della nostra parte. Non voglio essere femminista, assolutamente, però è importante questo secondo me anche. Ecco, tra l'altro purtroppo insomma i numeri sono chiari, non ha votato neppure il 50% degli aventi diritto. Ci sono stati dei problemi anche tecnici però, sindaca? Sì, ci sono stati effettivamente dei problemi tecnici perché prima di tutto il passaggio del Giro d'Italia, la strada provinciale è stata chiusa dalle 11:30 alle 14 del pomeriggio, inoltre ha inciso anche leggermente il cambiamento dei seggi numero 3 e 4 che prima erano dislocati nella frazione di Semonzo e questa volta invece sono dovuti a votare a Borso del Grappa. Questo probabilmente non tanto per le persone che hanno la possibilità di guidare, ma qualche anziano che andava a piedi alle votazioni ha avuto questa difficoltà. Ecco, ricordiamo tra l'altro che Borso del Grappa arriva da un commissariamento di qualche mese dopo che era naufragata la giunta guidata da Flavio Dall'Agnol. Voi vi siete presentati con una squadra del tutto nuova, una squadra civica e del tutto nuova. Sì, infatti grande lavoro perché ho cominciato subito dopo le vacanze di Natale a preparare la mia squadra con persone nuove, competenti e motivate, quindi abbiamo lavorato sodo per il logo, per il programma e le dico veramente un grazie anche a tutta la mia squadra perché eravamo sempre uniti, testa bassa e al lavoro perché non era facile presentarsi con un logo nuovo, non una persona perché io ho fatto già vice sindaco dal 2017 al 2021, ma con una squadra di persone nuove, conosciute in paese, però che hanno le loro competenze perché chi ha lavorato all'interno dell'amministrazione ci sono le persone, però non ultimamente nell'ambito amministrativo del mio comune. Insomma. Ecco, adesso è una delle domande insomma, che si fanno sempre noi nuovi sindaci, quali sono le prime cose che occuperanno la sua attenzione? Già stamattina parlando un attimo con l'ufficio tecnico che ho sempre notato la piazza qui Marconi è una delle primis perché non voglio che nessun cittadino si faccia male e prima possibile risistemeremo piazza Marconi che era anche un punto del mio programma perché la sicurezza è prima di tutto per le nostre persone, per i miei cittadini. Ho parlato con la polizia locale anche con l'installazione di nuove videocamere per avere anche una sicurezza del nostro territorio perché avendo un ampio controllo di tutto il paese c'è la possibilità di riconoscere anche l'entrata e l'uscita delle macchine sospette. Ecco, chi è stato il primo a fare le congratulazioni? I miei figli. È contenta di questo? Sì, sono stati i miei pilastri e una persona che ho nel cuore. Così dunque da Borso del Grappa andiamo ora a Ospedaletto Euganeo. Fabio Vigato è il nuovo sindaco, unico comune padovano al voto in questa tornata elettorale delle amministrative dopo un anno di commissariamento seguito alla caduta dell'amministrazione di Giacomo Scapin nel maggio del 2024. 51 anni, imprenditore e volto noto, Vigato era sostenuto dalla lista Rinascita Civica, ha superato i 3 avversari, l'uscente Scapin, Gallo e Severina Masiero. L'affluenza al voto a Ospedaletto è stata del 63,80% in aumento rispetto all'ultima chiamata alle urne nel 2021. Andiamo nel Bellunese, scopriamo chi è il nuovo sindaco di Sospirolo. Sospirolo, ad oggi chi prenderà il posto del mai dimenticato Mario De Bon, scomparso lo scorso novembre. La grande preoccupazione per il comune, uno dei 2 in cui si trova il lago del Mis, era il quorum previsto per i paesi con meno di 5.000 abitanti in caso di una sola lista, quel 40% che se non fosse stato raggiunto avrebbe portato al commissariamento. Ieri invece, verso le 19, aveva votato oltre il 42% dei cittadini
e l'unica candidata è automaticamente diventata il nuovo sindaco del paese. Essere sindaco vuol dire avere un grande impegno, una grande responsabilità, ma anche una grandissima soddisfazione. Io arrivo da un'esperienza di 2 anni da vice sindaco con un grandissimo maestro che è stato Mario De Bon, e del quale spero di portare avanti l'impegno, la volontà e soprattutto l'amore che lui ha sempre avuto per la cittadinanza. E adesso, da primo cittadino, quali sono i primi progetti, le cose da fare? Noi abbiamo dei progetti che derivano comunque da una continuità che noi avevamo con la lista di Mario e con i programmi di Mario. Quindi abbiamo dei progetti che abbiamo portato a termine, altri che intendiamo realizzare, non da ultimo uno dei sogni che era quello di Mario, cioè quello della realizzazione di un asilo nido a Sospirolo, ed è un progetto che intendiamo perseguire e intendiamo portare a termine. Ovviamente saremo molto attenti alle istanze della cittadinanza, perché per la seconda volta noi abbiamo combattuto contro il quorum e non contro un avversario politico, per cui credo che la sensibilità nei confronti dei cittadini, che saranno anche la nostra minoranza, sia sicuramente un aspetto da tenere in considerazione. E siamo ora all'economia. I prezzi dei prodotti ortofrutticoli aumentano, ma per i produttori viene riconosciuto sempre meno. Questo l'allarme lanciato dalla CIA, l'Associazione di categoria degli agricoltori. Qui bisogna fare assolutamente una delucidazione su quello che oggi sta accadendo nel settore, soprattutto nel settore ortofrutticolo. L'inflazione è aumentata, sta aumentando dell'1,9%, 2%, mentre per molti prodotti agricoli rispetto al 2024 vengono pagati ancora meno rispetto appunto al 2024, soprattutto per quanto riguarda le fragole, i cetrioli, tutti prodotti importanti, però agli agricoltori sempre meno redditività e sempre meno valore di produzione. Ecco, cosa si può fare per cambiare questo trend? Beh, guardi, bisogna assolutamente far sì che la legge relativa alle pratiche sleali si concretizzi, e perché si concretizzi si deve comunque dare la possibilità agli agricoltori di avere almeno il costo del prodotto, quindi deve essere la garanzia da parte del Ministero, in questo caso dell'Ismea, che dia la possibilità agli agricoltori di percepire il costo di produzione, cosa che oggi per molti prodotti agricoli non è, quindi la redditività delle aziende agricole viene meno. Oltre a tutto quanto questo, ovviamente c'è la necessità della sburocratizzazione. Non è possibile oggi che un agricoltore metta tempo 100 giorni all'anno per tutte le pratiche burocratiche in agricoltura. È inconcepibile, gli agricoltori devono rimanere a essere imprenditori, devono rimanere nei campi per la loro produzione e per la loro redditività. Parliamo dei dazi. Trump li posticipa al 9 luglio, nuova boccata d'ossigeno per l'economia che nella Marca vede anche nell'ultimo trimestre un calo della produzione industriale. Siamo ovviamente appesi, tra virgolette, alle decisioni di Trump, che sono un po' traballanti. Un giorno dice una cosa, il giorno dopo, anzi la sera stessa, la cambia. Però queste ultime notizie che noi abbiamo, insomma, lo spostamento fino a luglio, da una parte fa bene, dall'altro però ci vuole certezza, perché si investe quando si ha certezza. Clima di incertezza che già risente delle tensioni internazionali, oggi ulteriormente condizionato dai dazi. Frenano i consumi e gli investimenti, cala la produzione industriale anche nell'ultimo trimestre. Abbiamo un 4,5 in meno di percentuale nell'ultimo trimestre. Abbiamo però continuato ad esportare, ma questo era perché volevano portare a casa prima dei dazi, ecco. Però lo paghi dopo il conto. Evidenti le ricadute di tutto questo nell'utilizzo degli impianti. Abbiamo un calo che si traduce nello sfruttamento degli impianti, che è sceso sotto il 70%. Nonostante questi scenari, secondo un'indagine della Camera di Commercio, permane l'ottimismo tra gli imprenditori. Direi che il 43% è ottimista per il futuro, un altro 40% è stazionario. Le speranze di una ripartenza ruotano intorno ai segnali positivi che arrivano dal mercato interno all'Unione Europea. Con la ripartenza della Germania, che è il nostro primo partner, si possa recuperare. Non domani mattina, ma certamente verso fine anno.
E dall'economia parliamo di qualità della vita. La classifica stilata dal Sole 24 Ore per fasce d'età spicca Treviso, seconda in Italia per quanto riguarda gli anziani, ma è solo 23esima per bambini, 55esima per giovani e adulti. Il servizio di Rina Paronetto. La provincia di Treviso seconda in Italia per servizi agli over 65, mentre per bambini e giovani la situazione non è poi così rosea. Qualità della vita, la quinta edizione delle classifiche stilate dal Sole 24 Ore per fasce d'età traccia ancora una volta una marca in chiaroscuro. Ottimi gli indicatori per gli anziani, dall'aspettativa di vita ai posti disponibili nelle RSA ai servizi sociali. Treviso è seconda in Italia, solamente a Bolzano, e stacca nettamente Trento, che è terza. Ben vengano le classifiche, per l'amor di Dio. Si tende magari ad enfatizzare, ed è oggettivo, che siamo la seconda provincia d'Italia per qualità di benessere per gli over 65, e questo è molto positivo. Ci dà degli spunti per poter prendere atto su indirizzi che possano farci in qualche modo risalire la classifica rispetto appunto alla qualità della vita dei giovani piuttosto che alla qualità della vita dei bambini. Dobbiamo lavorare sulle nuove generazioni, si paga lo scotto anche qui, come d'altronde in tante province d'Italia, dell'inverno demografico e di una riprogrammazione da tenere in considerazione a medio-lungo termine. Se si parla di bambini, entro i primi 10 posti la marca piazza un paio di parametri. È quarta in Italia in senso virtuoso per delitti commessi sui minori, sesta come tasso di pratica sportiva tra i più piccoli. Peggio va con i giovani. Treviso è solo 55esima. Paola Roma, presidente dell'associazione Comuni Marca Trevigiana, parte tuttavia dal dato più positivo, il terzo posto nazionale, quindi tra i più bassi del paese, per disoccupazione giovanile. Non abbiamo questa discrepanza rispetto ad altri territori, e quindi bene, perché anche nelle pubbliche amministrazioni abbiamo necessità di avere questi ragazzi. Noi lo vediamo attraverso i volontari del servizio civile, che poi attraverso il corso-concorso possono lavorare all'interno delle amministrazioni pubbliche. La pagella relativa ai giovani riporta tuttavia dati su cui riflettere. Provincia di Treviso 73esima quanto a imprenditoria under 35, 82esima quando si parla di incidenza degli affitti sul reddito, 90esima in Italia come percezione di insicurezza. Dopo il Covid abbiamo avuto un tracollo per quello che sono le necessità nei confronti dei giovani. Il disagio giovanile ha preso sicuramente ad occupare una grossa parte di quelli che sono gli investimenti non solo economici dei comuni, per cui è un'indagine assolutamente comprensibile, ma sappiate che ci stiamo dando da fare anche per cercare di sistemare, le classi che stanno peggio. E siamo proprio in città, a Treviso, una notizia arrivata poco fa dalla Questura, battuta anche da Treviso Today dal collega Nicola Cendron. Il foglio di via appunto della Questura nei confronti di un 42enne di origine albanese che vive in un comune limitrofo a quello dei due connazionali a cui aveva aggredito i componenti di un clan kosovari in una faida che prosegue fin dal delitto di Fiera del 2022. Ve l'avevamo raccontato anche noi nei nostri servizi, questa sorta di spedizione punitiva. Quindi foglio di via per questo 42enne, tutti gli aggiornamenti e i dettagli nel telegiornale della sera. Parliamo di ambiente adesso, andiamo al Parco del Sile, rimaniamo a Treviso. La tutela della biodiversità delle acque del territorio. Sono stati stanziati 250.000 euro per un progetto di analisi e sviluppo sostenibile proprio del parco e del fiume. Rafforzare la tutela della biodiversità e delle risorse idriche attraverso il coinvolgimento attivo delle comunità locali e dei fruitori dell'area protetta, dai turisti agli operatori economici fino alle scuole e agli agricoltori. Si chiama PES Biosile, il progetto di tutela che condurrà delle analisi e svilupperà proposte per la conservazione della natura e lo sviluppo sostenibile. Monitorare in maniera puntuale la qualità delle acque in una zona a nord delle risorgive fino al comune di Quinto. Finanziato con 250.000 euro, di cui 200 da fondi PNRR. Il progetto supportato anche da Etifor, spin-off per l'ambiente dell'Università di Padova. Stiamo aiutando il parco a individuare quelle che sono le pressioni antropiche, quindi le pressioni causate dall'azione dell'uomo che vanno a fare impatti negativi sulla biodiversità del fiume Sile, e questo l'abbiamo fatto anche con l'aiuto proprio delle persone che lavorano e vivono il parco, e poi a partire da questo punto abbiamo iniziato a sviluppare quello che è un catalogo di quelle che sono le soluzioni basate sulla natura. Secondo gli ultimi dati, il 60% dei punti di raccolta hanno un buon indice di salubrità. Con lo studio che terminerà a ottobre si andranno ad analizzare
presenza di fitofarmaci e antibiotici. Ruolo importante anche quello della comunità. È importante nell'ambito di questo progetto avere un riscontro da quelli che sono coloro che guidano, che vivono il parco, per capire quali sono le migliori soluzioni da adottare. Ricordo l'appuntamento con Ring questa sera con il nostro Christian Arboit a partire dalle 21, suoi ospiti la politica in primo piano con Said Caibi, Alleanza Verdi Sinistra, Silvia Calligaro, Fratelli d'Italia, Francesca Scatto della Lega, Nicolo Rocco di Azione, Matteo Favero del Partito Democratico e dunque seguiteci questa sera alle 21 appunto con Christian Arboit, parleremo di politica, delle amministrative, dei suoi sviluppi, delle regionali, del caso Fedriga, insomma un parterre nutrito e gli argomenti di attualità sempre in primo piano. Siamo arrivati al termine di questa prima edizione, grazie per essere stati in nostra compagnia fino a qui. Ricordo subito dopo di noi le previsioni del tempo e il documentario Borgo Italia. Grazie ancora e a tutti una buona giornata, arrivederci.